tema in classe. Allora, hai studiato, né? Sardinia Music Podcast, terza puntata, e oggi abbiamo l'onore di ospitare Antonello Meloni, in arte Save Your Atoll. Ciao a tutti, sono molto felice di essere qua in questo splendido posto e non vedo l'ora di fare questa chiacchierata con te, Emiliano. Innanzitutto congratulazioni per questo nuovo progetto Grazie. che stai portando avanti, credo che ne avessimo bisogno, e anche perché non si trova molta gente disposta a chiacchierare di certe tematiche, specialmente quando si tratta di ambiente locale, se vogliamo definirlo così. Onorato, davvero grazie. E allora intanto salute Vita, alla tua, con questo meraviglioso vermentinello, alla regia. alla regia. Questo è un incontro tenuto a Ini, il miele Ottimo. sempre di Apilvia, qui abbiamo lavanda e corbezzolo. Meraviglia, meraviglia. Mo ci tagliamo un po' di salame, che è un soju, sempre di Berchidda, mentre il pecorino è un pecorino al tartufo Porto San Paolo degli amici, Chapeau. che poi Chapeau. mo apriamo tutto e mo Chapeau, vediamo. non vediamo l'ora di mangiare, siamo venuti qua quasi apposta, diciamo. Esatto, vabbè, alla fine è effettivamente così. Allora, come va? Come stai? Bene, bene, molto bene. Diciamo, stiamo affrontando questa estate all'interno di una stanza producendo musica. Spiaggia non abbiamo visto, mare tantomeno, però sono in un buon periodo creativo. Vengo anche da un ottimo inverno in cui finalmente ho iniziato a portare la mia musica in giro anche un po' per l'Europa. Quindi sono in un momento particolarmente elettrizzante per quanto mi riguarda. E noi siamo molto contenti. Grazie. Anche perché comunque ci hai fatto vedere che in questi mesi hai girato parecchio, Europa, Sì, varie isole, perché sì, 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 voglio sì. collegarmi subito a questa cosa con il tuo nome, Sì. per chiederti l'origine del nome d'arte. Allora, beh, in realtà Severo Atoll non è che riguardi qualcosa di legato all'ambiente o all'ecologia. Ho voluto utilizzare questo nome anche un po' per creare una sorta di allegoria, quindi effettivamente si può leggere in Leggere, diverse esatto, chiavi. Forse la chiave che mi sta più a cuore è quella più personale. Diciamo, Severo Atoll è un po' inteso come dopo un periodo mio trascorso di un po' di introspezione, mi sono accorto un po' che in questo periodo storico le persone avevano talmente tante sovrastrutture caratteriali, insomma sovrastrutture che non davano il giusto spazio a quello che è la vera natura di una persona. Severo Atoll vuole essere un po' la salvaguardia di quella parte intima che abbiamo ognuno dentro, che è la parte buona di noi, che spesso e volentieri tendiamo un attimino a occultare per questioni legate all'ego, per questioni legate alla società che viviamo e a queste famose sovrastrutture che... io l'ho letta proprio così, devo essere sincero, cioè la Bene. propria isola, cioè salva la tua Esattamente, isola. esattamente. E siccome l'atollo, orograficamente parlando, è un ambiente particolarmente delicato, Esatto. ma di immensa bellezza, ecco, questo è stato un po' il ragionamento che ho fatto. Quindi un po' era anche quasi un monito a me stesso di voler iniziare questo progetto e di portarlo avanti nel modo più etico possibile, quindi senza dover avere in seguito nessun senso di colpa, rimpianto per aver fatto delle scelte E che comunque è anche un bellissimo per me messaggio, sbagliate. stimola la Sì, curiosità, sì, a sì, me è sì. stimolato. E quando hai scelto di essere quindi Save Your Atoll? Allora, qua ci vorrebbero un paio d'orette, Vabbè, va, ma cercherò di potremmo avercele. sintetizzare al massimo. Silvio Ratole è nato quasi da un'urgenza mia personale. Non ho iniziato a fare musica quando ho iniziato questo progetto, quindi No, solo certo. 5 anni fa, l'ho iniziato un po' prima. Ho iniziato diversi anni fa, però in modo serio durante la mia permanenza a Roma, dove ho potuto confrontarmi in certi ambienti un attimino più professionali. In quel periodo collaboravo con altri ragazzi, mettemmo su questo specie di collettivo dove principalmente il mood del collettivo era riguardante la musica bass music, dubstep, questo genere di elettronica qua.
e Il nome del collettivo? Space Drum, si Ah, chiamava ok. Space Drum. E parliamo degli anni? Parliamo degli anni dal 2012 al 2015 Ok. circa, no, anzi, addirittura fino al 2017, E, scusa. e tu quindi stavi a Roma in quel In quel periodo? periodo stavo a Roma, mi ero trasferito lì per diversi motivi, alcuni personali, e poi ho subito iniziato a contattare le persone che mi sembravano attinenti un po' a quello che avevo in testa, cioè appunto fare bass music, dubstep, drum and bass, questo genere di cose qua. E E com'era? C'era molto a Roma? Cioè, hai avuto bei riscontri a allora, quei tempi o ma comunque... diciamo che Roma a livello di scena musicale mi ha un attimino spiazzato. In realtà pensavo ci fosse un movimento più compatto, più, non lo so, è molto molto frazionato tra le Dispersivo? scene, dispersivo, però in linea di massima è stata sicuramente una buonissima palestra per me, perché era comunque qualcosa che mi necessitava a livello di esperienza, quindi performare magari nei primi club, Beh, ma anche solo certo. vivere in una grande città e questo genere di cose, quindi è stato sicuramente una Beh, buona esperienza. Poi praticamente da lì abbiamo progredito con questo progetto fino al momento in cui ci siamo trasferiti a Berlino. Tra parentesi, siamo partiti in più persone, poi c'è stata una scrematura e a un certo punto siamo rimasti in 3 persone. ma quanti anni delle prime... Dall'inizio del 2012 piano piano eravamo dai 6-7 persone, tra l'altro saluto tutti gli ex colleghi. Salutiamo, salutiamo. Piano piano, chi per motivi personali, chi per, insomma, ognuno per le sue Certo. ragioni, c'è stata una scrematura, siamo rimasti diciamo uno zoccolo duro, 3 persone, di cui 2 sardi, Amedeo che adesso sta ad Alghero a Sassari, ma Amedeo inglese che è un sound designer, che anche lui si è ritrasferito da Berlino a qua in questi ultimi anni, e un altro ragazzo che era proprio di Roma, Alessandro. Quanto siete stati lì a Siamo Berlino? stati, io personalmente sono stato circa un annetto e qualcosa. Poi abbiamo avuto dei problemi interni sostanzialmente, cose che capitano soprattutto quando si lavora in più persone. Ora non sto qua a descrivere le dinamiche, però a un certo punto il progetto si sfascia, e in più ho delle problematiche anche a casa, si ammala mio padre, quindi ho la necessità di tornare qua. Quindi tra il progetto che si disfa e queste altre problematiche familiari decido definitivamente di tornare in Sardegna, e quindi puoi immaginare in quel momento lì, diciamo, c'è stato un attimino Ti è di... sembrato di fare un passo indietro da quel punto di Assolutamente, vista? anche due. Beh, da Roma a Berlino, tornare a Esattamente, Berchid diciamo dove... che avevo già una Beh, traiettoria, certo. e quindi tornare indietro è stata un Ma boh, ti volevo attimino... chiedere, a Berlino invece comunque al di là de poi magari incomprensioni o quello che è successo, siete riusciti un po' a vedere la scena Sì, musicale, allora a a Berlino, ecco, viverla? a Berlino devo dire una cosa, è estremamente elettrizzante come città, è piena di stimoli, ci sono delle realtà veramente all'avanguardia, è una città viva, vibrante e fantastica. Purtroppo per me non è la mia città. Qual è l'aspetto di Berlino che L'aspetto, più... allora, innanzitutto devo dire la verità, forse dovuto a tutti questi impulsi, queste influenze, devo dire che la mia musica lì non veniva fuori come io avrei voluto, e non mi sono mai trovato soddisfatto di quello che facevo a livello musicale. Credo che sia dovuto forse allo stile di vita che probabilmente insomma, non si adatta alla mia persona, forse per altri motivi, non lo so, a un certo punto non mi stava dando, diciamo, non mi stava portando quello che speravo. Cosa che il- invece ho ritrovato decisamente qua, ecco. Ecco. Anche solo, ti faccio un esempio, anche solo il mettermi a fare musica dopo aver guardato un bellissimo Tramonto. panorama che abbiamo, come abbiamo qua, con delle forme, no? Queste bellissime landscapes, queste bellissime forme di territorio, cosa che invece ovviamente una città piuttosto grigia come Berlino è Vai. piatta dal punto di vista, o sei un grande appassionato dell'architettura di un certo tipo, ti piace proprio quel tipo di situazione più industriale, Certo. più brutalista, no? Oppure ecco, se non ti piace quella cosa lì,
te la vivi un te la po'. vivi un po' diversamente, ecco. Quindi Beh, se c'hai poi esempi come questo, la nostalgia. esatto. Sentivo proprio che c'era un richiamo della terra, sembra un luogo Mm. comune, devo dirti la verità. Però questo è. Ti devo dire che qua non c'è giorno in cui mi alzo e non ho voglia di fare musica o non mi sento ispirato nel far musica. Quindi c'è qualcosa effettivamente qua che mi dà quello che non riesco a trovare in altri posti. Non ti so dire la ragione. È il fatto che la tua musica, ascoltandola, io ci trovo un bel connubio Certo. all'interno invece di contesti naturali, incontaminati, ecco. Certo, uso parecchie registrazioni ambientali, quindi vado in giro col telefonino a raccogliere un bel po' Come di adesso sentono le materiale. cicale e Sì, tu esatto, le hai usate le sì, mi piace cicale. molto, le cicale le cito, Esatto. le Dovresti cito perché sono, pagargli i esatto, diritti d'autore alla esatto. SIAE. Sì, una percentuale alle cicale perché effettivamente sono Un la de- fonte dei miei shaker, diciamo, di tutto quello che sono le sì. parti alte di una batteria, le ricavo da questi suoni qua, effettivamente. E non è solo quello, sì, c'è anche quello, però c'è anche tanto il fatto di avere un ritmo umano, secondo me, qua. Quindi il fatto di, ok, ho bisogno di una pausa, prenditi, fai una passeggiata in mezzo a queste meraviglie, ti ricarica proprio le energie mentali Sì. e non ti rende mai stanco di quello che stai facendo, cosa che invece in No, in una altri, grande in una città grande città come quella insomma, un po' questa cosa qui l'ho a sofferta. Roma l'avevi sofferta meno? Meno, forse Anche per questione di lingua, cioè sì, nel senso. probabilmente anche quello sicuramente è una cosa che ha inciso. Chiaramente, come dicevi tu, in questo processo di transizione da Berlino alla Sardegna ho anche cambiato stile musicale in effetti. Questo passaggio qua dalle sonorità della bass music alla deep techno che ho scoperto proprio tra parentesi Berlino, quindi a Ah, Berlino, ecco. quindi effettivamente non devo, cioè non voglio dare una Ecco. connotazione negativa a No, no, c'è Berlino. stato del buono C'è stato del sicuramente, anzi, buono, molto forse. buono, c'è stato qualcosina che insomma non si adattava alla mia persona, ecco. Vabbè, diciamo che Berlino comunque per ispirarti dal punto di vista, ecco, culturale, Ta- musicale, ti dà tantissimo, tanta roba, capito? perché tante cose chiaramente le ho portate a casa, ovviamente. Esatto. Tra l'altro, qua mi introduci quasi a un altro, non so se vuoi affrontare dopo questo Vai. discorso, ma mi introduci già quasi a voler citare tutte quelle persone che magari si trasferiscono per inseguire il proprio sogno in una città e quasi quasi si autocostringono in maniera masochista a vivere Ad male, adattarsi. ad adattarsi a tutti i costi. Ecco, forse questa cosa non è del tutto necessaria. Allora, se diciamo stai bene in quel posto, sono il primo a spingere le No, persone ad certo, andare in un ci altro mancherebbe, posto, ci mancherebbe. ma vedendo la situazione per quanto riguarda la scena della musica elettronica in Italia e vedere tantissimi artisti italiani Emigrare. emigrare e rimanere là e magari fare una vita che non vorrebbero, ma solo per il motivo della carriera, se vogliamo mettere Esatto. le virgolette, È un rimangono peccato. là e si vivono magari male. Ecco, magari vorrei fare un invito a questi artisti, Provateci anche qui, è andate, difficilissimo, fate esperienza e poi tornate a tornate. casa, perché magari in posti come questo, che è un'isola che ha tantissimi problemi, sarebbe ora, visto che siamo in un mondo moderno e ci sono tutti i mezzi per poter fare le cose, gli aerei low cost e tutto quello che volete, per chi non sta bene negli altri posti, Certo, che qui si sta benissimo, tornate esatto. alla vostra origine, ridate un contributo alla vostra Esatto, terra. però qui si apri una porta. Adesso c'è un caso che è quello dei 50 Cent che ha annullato il concerto a Napoli Ah, ho sentito qualcosa, e sì. non solo, è il terzo dei big Sì, internazionali che annulla concerti in Italia a causa sì. dell'organizzazione. Cioè, anche questa è una mancanza. Ci sono tanti artisti che adesso ne cito uno, Jack White, di cui oggi che registriamo la puntata 9 luglio è il compleanno, quindi Quindi auguri a Jack salute, White, vita, a Jack auguri alla Termen White, Record. vita. Però ad esempio Jack White non viene in Italia da tantissimi anni, non è il solo, proprio perché non viene fatto in modo di poter accogliere certi artisti, fare certi tour. Gli stessi artisti in Italia trovano difficoltà e in Sardegna
la domanda mia adesso che personale, diciamo così, ci dici la tua opinione, quanto è difficile uscire a fare musica, perché tu sei uno che è restato e che però viaggia tantissimo, cioè solo negli ultimi mesi hai fatto performance Cipro, Siviglia, Portogallo, Budapest, Sì, sì. quindi hai viaggiato parecchio. Che difficoltà hai incontrato? Allora, Anche a livello logistico, a seconda di cosa ti porti, ad esempio. il problema della musica in Italia inizia proprio da una questione, a mio parere, politica e non inizia neanche oggi. In particolar modo, a mio parere, intorno agli anni 2000. A quell'epoca giravo come dancer, come ravers all'interno dei club, quindi ero io stesso il cliente di questa scena e ho visto durante gli anni una repressione a livello politico e anche utilizzando una comunicazione fuorviante che spesso demonizzava il singolo caso, che ne so, all'esterno, il classico accoltellamento fuori dal club e lì si creava... La criminalizzazione di esatto, tutto. esattamente, esattamente. Chiaramente quindi lungo gli anni c'è stata questa repressione che ha piano piano sconfortato sia un po' tutta la filiera, un po' tutti gli operatori, quindi sia dal proprietario del club, sia il promoter, sia l'artista, un po' tutti quanti, perché chiaramente venivano sempre meno, ogni giorno meno le condizioni per poter lavorare. Dopodiché, dopo questa repressione, ho visto i grandi club italiani, pensiamo solo alla Riviera Romagnola, i grandi templi della musica elettronica, della dance italiana, che ne so, l'Ultimo Impero, tutte quelle cose lì, queste discoteche enormi, no, che tenevano 5.000 Che adesso persone, ormai che sono dei chiu- ruderi, chiuse, abbandonate. addirittura rientrano nei libri di archeologia Sì, certo, industriale certo. e si è spostato tutto all'interno dei bar. Ci ricordiamo, no? Qua in Italia il DJ ormai è quasi una Certo, consuetudine, il certo. DJ che viene relegato a fare 5 ore di set di musica che magari manco lui Ascolterebbe. ascolterebbe mai, ma per poter Gli viene richiesta sopravvivere, questo? esatto, per poter diciamo performare davanti a un pubblico di gente seduta a prendersi l'aperitivo, Non stimola e da sicuramente. lì addirittura abbiamo quasi consolidato questa abitudine Sì, fino a sì, quasi a renderla appunto sì, consuetudine. sì. Questa è la situazione attuale. Guarda, la scorsa puntata con Sofia Murgia, che salutiamo Ciao assolutamente, nella Sofia. seconda puntata abbiamo affrontato lo stesso argomento dal punto di vista degli artisti, però Sì, musicisti, sì, sì, che sono costretti, soprattutto d'estate, a fare le serate cover, sì, 30-40 pezzi in costa, soprattutto in costa, e certo, che poi però i loro pezzi inediti non vengono mai considerati. E non esatto, solo, questa cosa funziona solo da aprile ovviamente a ottobre esatto, in funzione del turismo. Ci sono vari generi che vengono discriminati esatto, nello stesso esatto, modo, però esatto, sì, è no, incredibile. sono cose che purtroppo ahimè ci accomunano. Ma, solo Anzi, ma questo appunto è solo in Italia, ecco, però. adesso arriviamo appunto alla Parliamoci situazione, chiaro. ecco. Aspetta, mangia pure, Beh sì, assaggia il pecorino al assaggiamo tartufo. Com'è? ottimo, ottimo, questa è una bomba. Dunque, il In problema Italia. in Italia è stato un po' questo. All'estero, devo dire la verità, io ho iniziato a girare da poco, quindi per me sono le prime volte che esco fuori, ma non vedo questa problematica, ecco. Ovviamente non essendo dentro certe dinamiche magari di una specifica scena, di una specifica città, non ti posso confermare che non sia così anche da altre parti. Però in linea di massima vedo che i collettivi, le persone che diciamo lavorano Dietro dietro all'organizzazione. l'organizzazione non mi pare che si lamentino di questo tipo di cose. Chiaramente ho visto come da noi in Italia artisti che si esibiscono anche in bar, locali più piccoli, ma esistono comunque tutte e due le cose, Certo, ecco, certo. quindi non è relegato al divertimento dentro un No, no. bar, eccetera, Anche il eccetera. bar vuole mai fare rassegna musicale, Per quindi carità, ti esatto, chiama. esatto, perché il problema non è certo del bar, il No, no. problema è di come è stato dirottato, diciamo, un po' Come è tutto... stato delegato magari, anche quello è il discorso, Esatto, perché poi un bar ti magari appunto o consumi esatto. e già di conseguenza Tra l'altro, cioè, per quanto riguarda questo discorso qua, sembra che appunto si sia voluto demonizzare magari, che ne so, l'abuso di alcol, l'abuso di droga all'interno di un club, quando poi
sfido chiunque all'interno di un bar, finire il karaoke o Esatto. finire il gruppo che fa le cover su due gambe, Ma sulle no, proprie gambe. cioè, di solito non accade Quindi questo. ecco, io temo che il problema principale stia un po' dietro a un movimento che è quello della musica dal vivo, ma anche della musica appunto della club culture, che è quello di un luogo dove si socializza, si scambiano delle idee e si portano avanti dei progetti, perché mentre da una parte la politica vuole demonizzare questi luoghi, dall'altra parte ti assicuro che è uno dei posti più coinvolgenti, perché Certo, veramente si conoscono persone, certo. si parla di cose che interessano in quell'ambiente, si portano avanti dei progetti anche fuori dal club. Ma il fatto di demonizzare poi rientra E- poi nel escludere un qualcosa che poi nei esatto, rave party è gratuito molto spesso, esatto, costa queste cose qua, pochissimo esatto, e esatto, quindi no, tu sei magari obbligato ad andare a grandi eventi che hanno grandi sponsorizzazioni, esatto. però te lo devi poter permettere, è questo il discorso. Per quanto riguarda il discorso dei grandi eventi, sono un'ulteriore parte del problema della musica Hai italiana, visto i perché Massive Attack? Massive Attack che per fortuna ancora resistono a fare le cose in modo Esatto, sempre etico e certo. pulito, ma ho visto anche recentemente, per quanto mi riguarda, il K Future Festival, che è diventato un qualcosa di enorme, che però ecco, mi va un po' a perdere un po' la natura un po' Da cui era uscito. certo. Ovviamente quando poi dentro questi progetti che coinvolgono migliaia di persone ci sono degli sponsor alle spalle, Ah, chiaramente si ragiona in un altro modo, quindi la musica diventa quasi un mezzo per ottenere del denaro, uno strumento per fare del profitto. e lì Ecco. starebbe agli artisti però magari Ecco, accorgersi, sì, essere più certo, coscienti. certo. Allora, visto che stiamo in certi argomenti, però tu fai parte di Bass Station Mhm. e Bass Station è, anzi te lo lascio spiegare a te, Mm. che da 20 anni opera nella musica Sì, alternativa, diciamo. sono l'ultimo arrivato in Bass Station, ne sono assolutamente onorato anche perché effettivamente quando sono ritornato qua per i motivi sopracitati non ero esattamente sicuro di trovare una nicchia, un posto dove poter fare quello che Per per esprimere esprimere tramite la tua esattamente la musica. mia musica. E per fortuna è arrivato in mio soccorso Bass Station, che è un'organizzazione che esiste ormai da oltre 20 anni in Sardegna, anzi ha proprio festeggiato l'anniversario questo anno, ed è l'unico e l'ultimo baluardo della vera club culture qua in Sardegna, special modo per un certo tipo di techno, quindi in particolar modo deep techno e techno di un certo tipo, di una certa qualità, gestita da Teomano, che Salutiamo. salutiamo, che per me è un eroe, perché al di là di essere una persona estremamente professionale e molto lucida nella visione, Lui è stato il fondatore o comunque lui è uno. stato il fondatore e tuttora è la persona che coordina tutto quanto insieme ad alcuni suoi stretti collaboratori e si avvale, diciamo, del roster di artisti che secondo me, a mio parere, è il più Tra i forte migliori. in Sardegna, ma Anche uno dei migliori in anche Europa. in Italia, perché in Europa non te lo posso confermare al Certo, 100%, vabbè. vorrei, non lo so, però quindi non voglio confermarlo. Questo lo dico perché all'interno, fin dalla sua fondazione, ci sono artisti di altissimo livello a livello internazionale nella scena deep techno e techno, come Claudio PRC, Ness, Andrea Ferlin e poi tutti i resident attuali che voglio citare, come Matteo Frau, Ludovica Frau, Teresa Salis, Nicola Barca, Fabrizio Barberis, e spero di non aver dimenticato Tutti in Sardegna nessuno. sono. Sono tutti sardi, in particolare Claudio, Andrea Ferlin e Ness sono ormai di stanza a Berlino. Ok. Ma credo che loro non c'entrino col discorso No, precedente, no, 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 perché no. credo che si trovino molto bene Sì, là. no, Poi non lo certo. so, poi non lo Vabbè, noi so. diciamo a chi. Poi non lo so. No, noi diciamo a chi sta No, male tolto che o comunque loro comunque continuano con la residenza appunto all'interno a di Bass venire. Station Beh, a ci credo. tornare, a dare il E ci contributo credo. anche sotto altre forme, quindi
sicuramente È un discorso è diverso, un ma ci discorso mancherebbe. diverso, certamente. E quindi con Bastation tu entri in contatto comunque quando sei tornato qui in Sardegna Allora, nel... sì, sì, sapevo della sua esistenza per fama anche prima. Poi ovviamente avvicinandomi intorno al 2018, al 2019, quando ho fondato, diciamo, Save Your Rattle, mi sono avvicinato un po' a questo stile musicale, chiaramente ho voluto cercare di entrare in contatto con questa realtà. Hanno cominciato anche a lavorare in maniera molto attiva per quanto riguarda non solo la musica elettronica, musica techno, ma proprio in generale per la scena musicale giù a Cagliari. Sì, Ho visto sì, che hanno fatto un questionario sì, per quanto riguarda chiedere appunto sì, nel locale cosa ne pensavano, come era percepita e poi hanno mappato anche tutti i locali che ci sono nei certo. dintorni, se non sbaglio nei dintorni, non... Sì, è stato un questionario, ma in realtà era per tutta la Sardegna, perché per tu, ok, sì, ovviamente anche un po' era ovviamente specifico sulla Sardegna, però chiaramente coinvolge a livello concettuale tutta Italia, certo, perché certo. le domande, come hai visto dal questionario, cercavano di individuare un po' le In problematiche generale, in certo. generale di quello che sono i problemi legati alla cab culture, che sono appunto anche diciamo cercare di educare le persone, il pubblico a un uso più consapevole del club, del divertimento, del rispetto verso gli artisti, Esatto. del rispetto Verso gli verso il altri, prossimo, esatto. esatto. Dovrebbero essere le basi fondamentali di una società, ma a quanto pare non lo sono, e quindi anche nello specifico, in certi contesti specifici, è bene capire qual è lo stato dell'arte, diciamo. Anche perché comunque non lo fa nessuno, nel senso, No, in cioè, questo effettivamente Teo ha fatto un super lavoro, anche perché appunto era importante individuare, soprattutto sempre per collegarci anche al discorso di questo, diciamo, rapporto tra politica, amministrazioni e arte, anche per individuare se c'era un punto di incontro con le amministrazioni, cioè quali erano le cose che venivano viste male dalla politica, e dove si poteva lavorare, cosa si può migliorare, cosa non si può e migliorare. infatti i dati di tutto il sondaggio sono stati consegnati, li avete consegnati. Sì, allora lì ovviamente c'è stato poi il risultato. Da un certo punto di vista, io ora adesso nello specifico non Ok, ricordo esattamente le percentuali le di risposte, sì, percentuali no, di vabbè, risposta, dei potremmo... dati, eccetera, No, eccetera. vabbè, senza entrare troppo nello Esatto, però specifico. sicuramente riflettono chiaramente la situazione attuale, cioè quella di avere difficoltà soprattutto a livello di location, di permessi da parte delle Esatto. amministrazioni, di orari assolutamente Non consoni non magari a un certo consoni tipo alla di vita musica. notturna, e cercando anche appunto di individuare come migliorare tutto quello che è l'arrivo al club, quindi il trasporto, non utilizzare per forza la propria macchina, visto che comunque abbiamo delle leggi molto restrittive in termini di uso dell'alcol alla Esatto. guida e queste cose qua, e anche Anche per per migliorare questione... l'esperienza, no? certo, della persona, che a quel punto si sente comunque più libero di divertirsi in modo certo. più naturale, se vogliamo, no? Quindi ecco, una delle problematiche è sicuramente anche come raggiungere i luoghi, e appunto le problematiche legate soprattutto alle location in sé. Queste sono le problematiche maggiori. Per quanto riguarda quello che si vive all'interno del club, chiaramente è un lavoro che si fa Insieme comunque. O insieme, comunque individualmente, individualmente dal punto insieme. di vista dei singoli progetti che devono essere diciamo responsabili individualmente per la propria scena, diciamo, Eh beh ecco. certo, certo, però può Eh, creare connessione comunque, Chiaramente, no, quello anzi, chiaramente. È stato sicuramente un ottimo approccio per individuare le problematiche, e sicuramente è beh, servito per innescare e innestare un dialogo con con le l'amministrazione. autorità, certo, certo. Esattamente. Che speriamo possano... Cogliere la palla al balzo, nel Ma senso più che comunque altro, ecco, se c'hai esatto. dietro delle persone che già ti stanno facendo un lavoro che... Diciamo che quando anche hai di fronte, se tu amministrazione, faccio esempio di Cagliari, hai di fronte una realtà che esiste da 20 anni, e che è forte poi tra magari, l'altro non solo esatto, localmente che ma fa, ha un... esatto, anche perché ricordiamolo, Bastation quando si può tende anche a collegarsi con realtà certo, internazionali. L'anno esatto. scorso per i 20 anni sono stati scambi col Tresor, con appunto il Portogallo,
e con altre realtà. Quest'anno di nuovo ci saranno delle occasioni di questo tipo, quindi Cioè la musica fa scambio culturale, dovrebbero certamente, quindi incentivare ecco, anche la fruizione nel locale. esattamente. No, vabbè, Basticciano comunque speriamo è all'inizio, o comunque da questo tipo di percorso, nel senso che questionario, questo tipo è Allora, un da buonissimo questo punto inizio. di vista qua è un inizio, Sì, dall'altra sì, parte sono quasi è 20 anni, stata sì. un'esigenza, Dopo, quasi un dopo, punto finale, in realtà un traguardo dopo 20 anni dopo di 20 anni, battaglie, certo, certo. perché dopo 20 anni che tu continui, diciamo, a cercare soluzioni di tutti i tipi e poi trovi sempre un'amministrazione o comunque un qualche tipo di problema eh, fuori dal tuo controllo che diciamo Non può ti crea risolvere un danno. e non può risolvere magari Sì, senza il anche perché dialogo. ricordiamo alle amministrazioni che comunque diciamo questi tipi di progetti alle spalle ci sono degli investimenti, ci sono degli Ma aerei stai che scherzando? partono, degli hotel che vengono pagati, quindi insomma tutti gli eventi che vengono diciamo mandati all'aria magari Dietro 2 giorni prima, dietro stai mandando all'aria quasi un indotto, una Ma non filiera. solo, ma poi una preparazione, cioè anche dal punto di vista psicologico, fisico, di energie. Tolto quello che dopo magari tot battaglie, ecco, inizia a sentire il colpo, inizia ad No, accusare il certo, colpo. certo, certo. Quindi se vogliamo questo diciamo, questionario è stato quasi un'esigenza alla fine di un percorso. Quindi è già come se fosse comunque, mo tanto questo lo taglio perché non mi viene la parola, però come se fossi rotto il cazzo, ecco, nel senso che non si muova niente da quel punto di vista e si va a cercare un dialogo con un ulteriore. Sì, nasce fondamentalmente dalla frustrazione, ecco, di dover continuamente lottare contro un po' dei mulini a vento, Esatto. ecco, se vogliamo E qui ci mettere. ricolleghiamo appunto col problema di fare musica in Italia, nel senso, Ecco, sì, perché certo. alla fine è quello il discorso. Sì, perché il discorso nasce a mio parere da lì. Poi chiaramente, come dicevi giustamente te, ci sono responsabilità anche da parte degli artisti, da parte soprattutto di quegli artisti che ovviamente scendono a compromesso e accettano situazioni che invece di produrre valore aggiunto per le scene musicali, in realtà lo stanno togliendo. Certo, perché comunque loro si piegano molto spesso a qualcosa che va Certo, contro loro certo, stessi certo. e contro poi Pensiamo tutta la anche solo scena. per esempio a tutti quei festival attualmente che hanno voluto dare la loro solidarietà alla questione palestinese. Sono stati veramente pochi, faccio l'esempio per quanto riguarda diciamo un festival che conosco, che è famosissimo, il Sonar di Barcellona, che alle spalle ha un finanziatore legato a Israele e quindi molti artisti hanno rifiutato, Rifiutato ma di sono la andarci. Ma minoranza. sì, ma poi è uscito il fatto della Palestina, se ne parla da 20 anni, da 30 anni. Sì, questo poi entriamo qua in un. Dopo il 7 ottobre sì, entriamo in qualcosa, però comunque c'è una tematica che non è che si scopre adesso. Molti No, no, artisti no. ora ne parlano come se fosse un qualcosa semplicemente che adesso ne puoi parlare, Sì, esatto, perché esatto. Sì, c'è c'è dell'ambiguità anche qua da quel punto di chiaramente vista. Come purtroppo. guarda, faccio solo un esempio, ma Achille Lauro, Sì, sponsor principale McDonald's, sì, sì, che ha parlato della sì, questione sì. palestinese. Ora poteva Sì, parlare anche appunto di qualsiasi questione legata alla guerra, ma in esatto, generale, stiamo parlando un po' di hai questo, ecco, capito? Qualsiasi diciamo. cosa che sia la guerra in Ucraina, in Esatto, Russia, in qualsiasi altro posto nel mondo, in Africa ci sono davvero tanti di conflitti di cui non si parla, esatto, esatto, quindi esatto. sarebbe bello che tutti i conflitti dove ci stanno dei civili fossero allo stesso piano Certo. e invece molto spesso artisti non fanno altro che parlarne se in quel momento possono guadagnare hype Esatto, facendolo. esatto, sì, ritengo che certe tematiche siano diventate quasi strumento di Certo, marketing, esatto, anche esatto. perché abbiamo un grosso problema di Sì, comunicazione, abbiamo ovviamente. un grandissimo problema di comunicazione. Diciamo che per quanto mi riguarda attualmente la comunicazione probabilmente è una nuova, forse neanche nuova arma di distruzione di massa, Certo, se vogliamo esagerare. coi social stiamo Sì, vedendo. sì, social, organi di stampa, insomma tutto quanto, diciamo, utilizza un po' la comunicazione
per portare un po' il discorso dove a ognuno fa più comodo, no? Che poi alla fine è semplicemente il guadagno, È sempre molto quello, spesso, chiaramente è quindi sempre se la quello. cosa ti fa guadagnare, parlane, Esatto, se non quindi ti fa ritengo che guadagnare, alcuni anzi, artisti si dovrebbero, diciamo, mettere una mano sulla coscienza esatto, da anche questo perché punto di vista. avrebbero comunque una possibilità enorme con la loro musica. Ma chiaramente, poi voglio dire, ci sono alcuni artisti che sono nel mainstream che penso, ritengo non abbiano grossi problemi economici. Esatto. Quindi non so per non so quanto sia ancora sostenibile questa voglia di avere sempre di avarizia, no? Sai che c'è? Secondo me anche la preoccupazione per la propria incolumità, nel senso che alla Beh, fine, certo, poi nonno tra virgolette, perché se poi stiamo parlando di finanziamenti alle armi, sì, sì, chiaro, quindi chiaro, di lobby estremamente potenti, chiaro. quindi alla fine rischi proprio che se sei Sì, troppo sì, sì, sì. grosso e ne vuoi parlare di una certa oltre che magari hai avuto lo sponsor che per Certo, anni certo, certo. ha lucrato grazie alle guerre in tutto il mondo, rischi magari anche proprio Questo qualcosa di peggiore. è E quindi certo, secondo me la coercizione esatto, c'è anche esatto. a livello culturale artistico. Assolutamente. Non Penso, possiamo farne, no, no, penso cioè, che all'interno di alcuni ambienti che per fortuna non conosco e credo non conoscerò mai, ci siano solo persone ricattabili, esatto. ricattate e ricattatori, Esatto, quindi sono un esatto. po' Questa è la questi. questione anche musica e successo, una Sì, rubrica sì. che ogni tanto apriamo, cioè sul fatto quanto ti influenza il successo quando fai musica e viceversa durante la creazione. Se ti interessa quella cosa, vorrei che l'ascoltassero davvero tantissime, tantissime persone, che nella nostra società equivale ad avere successo. Sì, Tu esatto. ci pensi quando crei? Ah, no, assolutamente, assolutamente, anche perché diciamo sono partito dal presupposto che facendo musica underground chiaramente non si creano neanche le aspettative. Quindi diciamo che chi fa parte della mia scena ha l'interesse di fare buona musica che faccia vivere delle buone esperienze Alle persone musicali alle che le... persone, delle buone vibrazioni e soprattutto siccome siamo non solo producer ma DJ che queste vibrazioni vengano portate all'interno di un ambiente comune che è il club o lo spazio comune. Certo. E questo diciamo è il nostro unico obiettivo a livello di artisti. Ovviamente anche nella mia scena Ci sta ci sono anche persone chiaramente, che certo, magari mirano ad certo, altro, certo, ecco. ma anche perché il mondo dei DJ non è esente da queste No, no, figure, no, no. anzi c'è una sorta di mainstream anche nel mondo Eh dei sì, DJ, eh quindi sì, faccio gli esempi Bob Sinclair, tutta questa certo. gente qua. E, quindi chiaramente Che abbiamo seguono questi anche due loro l'onda, livelli, però anche ma lì loro... sta ovviamente ognuno ha il suo percorso, io certo non voglio, non è che voglio accusare queste persone, però sicuramente una sorta di responsabilità ce l'hanno, perché magari Certo, ce certo. l'hanno, cioè Ma scusa, non posso dire, non posso negare questa cosa. chiunque abbia il potere di arrivare a tantissime persone per talento Esatto, o per bravo, mi comunque... viene in mente Spider-Man, no? Quando Esatto, dice da un grande esatto, potere, ma è esatto. veramente È così, così, perché se tu certo. hai davvero, come dici te, la possibilità di parlare a tanta gente e poi tu, Pensaci prima di... bravo, capito? esatto, cioè hai una grande occasione per migliorare il mondo, invece stai usando magari un messaggio che vorrebbe migliorare il mondo, come dicevamo, ai fini di marketing. Certo, certo. Ma allora invece sto formaggio, che ne pensi? Pecorino al Sto tartufo? formaggio qua è un capolavoro, signori. Innanzitutto sono un grande amante del tartufo, perché Ecco, allora avendo connubio vissuto perfetto. tantissimi anni in Piemonte, non posso che essere amante del tartufo. Dentro il pecorino, signori. È un connubio perfetto. Da- Ricordiamo Casa del Formaggio, scusa. Casa del Formaggio potete trovarlo ad Olbia, noi lo prendiamo sempre a Olbia il sabato mattina al mercatino. Piatto tradizionale sardo preferito. Cazzo, Visto che stiamo parlando di cibo, qua mi metti in puoi difficoltà. pensarci, puoi pensarci. Guarda, sicuramente la zuppa perché lo so che la diranno in molti, però la zuppa perchedese per me è qualcosa di eccezionale. Sono d'accordo. Poi ci metto, guarda, secondo posto ci metterei una Il bella ravioli, seada, ma sono tutti a pari merito, Ok, vabbè, anzi li no, dimmi metterei tu. nello stesso menù. Secondo Seada stavi per dire? Seada, sì, 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 sì.
Il raviolo di cinghiale sicuramente Ah, è come terzo un'altra... posto. Guarda, la zuppa berchidese io l'ho già detto anche nella puntata di Simone, Non posso non citarla. ma secondo me è una cosa che se la gioca con la lasagna. E secondo me ci ha azzeccato, Voglio fare il trend, voglio fare diventare zuppa Può berchidese agli stessi funzionare. livelli della lasagna nel mondo. Cioè Può la gente deve funzionare. dire zuppa berchidese o lasagna? Che ci facciamo oggi a No, pranzo? può funzionare, una potenziale Perché il lasagna sugo, nel vedi, mondo. la callurese è buonissima, squisita, poi vari anche lì, vari Vero, tipi di vero. callurese, però col sugo è incredibile. D'accordo, d'accordissimo E proprio. invece adesso ti faccio il The Music Tournament e cominciamo con classica o pop. Ma qua subito mi metti in difficoltà. Guarda, io la classica l'ascolto anche, quindi mi piace pure. Ed effettivamente pop dipende di che pop stiamo parlando, È probabilmente l'ascolto generale. meno forse. Quindi? Quindi sembra assurdo, ma forse tra i due, e specialmente in quest'ultimo momento storico, classica, sì, sì, Oddio, sì, grande! sì. Per la prima volta la Sì, classica sì, supera gli sì, ti ottavi. sparo da un Mozart a un Debussy senza nessuna No, difficoltà, no, sì, sì. sono d'accordo, è la Sì, verità. Io sì, anche io sceglierei classica. sì, sì, sì. Soul o rock? Qua lo stesso mi piglia al cuore, però rock. Attenzione, Rock, sì. rock aiuto. Non, Uno spero che non sparo. sparino a noi. Dovevo dire solo, infatti devo dire solo. Avrò sfondato il C'è qualche microfono appassionato alle spalle che ha sì, si rosicato è proprio. Ma rosicato. come Soul? Po, Solo, po, po. scusatemi. Invece vediamo qui, cantautorato italiano o hip hop? Vabbè, hip hop devo dire. Eh Attenzione, sì, perché allora cantautorato, se mi parli di cantautorato tradizionale, De italiano, André, sì, sì, queste cose quello. qua, Io considero quello. Non ti potrei dico Lucio dirtelo. Corsi, ti dico De Andrea, ecco. Sì, 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 lo salutiamo, Lucio Ciao Corsi. Lucio. Però sì, ti devo dire, sì, sì, forse in questo caso Cantautorato, scusa, hip voglio hop. essere moderno, Hip voglio essere hop, ci moderno. siamo, ci siamo. Punk o reggae? No, reggae, reggae. Mi piace Attenzione, tantissimo punk, ma il reggae mi ha ho dato dato tanto. molto, Sì, sì, ok. sì. Jazz o blues? Anche qua, stessa medaglia qua. Allora, Eh, guarda, ti è andata dico, così, per queste, le allora, eliminatorie sono andate ti così. dico jazz. Ok, Lo dico anche perché lo ascolto lievemente di più del blues. ok, lievemente. House o techno? Beh. È una domanda scontata. Dub o drum and bass invece? Questa? Qua mi pigli proprio al cuore. Lo so, Qua mi pigli proprio al lo cuore. so. Facciamo dub al mattino e drum and bass al pomeriggio. Quindi chi sarà Vabbè, dai, allora faccio drum and bass perché comunque è una musica, più ampia forse no, rispetto mi ha alla proprio dub? cresciuto. Ah, ok, E dal tra l'altro punto di mi ha vista folgorato personale. perché la prima volta che ascoltai la drum and bass fu proprio qua in Sardegna, che è una cosa assurda. Nel lontano credo fosse tipo 2006, una delle primissime edizioni del Sun and Bass, che è un festival di drum and bass che Sì, fanno a San Teodoro. Ecco, tra parentesi, sono dovuti venire dalla Germania a fare un festival esatto. in Sardegna Drum and di drum and bass. bass, questo ci tenevo a dirlo. E quindi la prima volta che ascoltai quella musica dentro quel contesto, con quell'impianto sonoro, mi entrò veramente in Ok, the chest, aspetta perché ci ho nel mai, petto. mai anticipato le domande che ti volevo fare dopo. Scusami. Quindi finiamo Sì, quindi drum and bass. sì, Metal o funk? funk. Mm. Funk, sì, non sono troppo da suoni ruvidi. Mm. Classica o rock? Rock, sì, 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 rock. Non me ne voglia Debussy. Hip hop o reggae? Il pop reggae reggae. Reggae. Jazz o techno? Beh, come prima. Qui. Anche se le due cose non vanno distanti. Se No, ne no, no, vogliamo parlare certo. di questo non vanno Parlane, assolutamente no, no, distanti. spiega che cosa vuoi No, dire. beh, innanzitutto a livello di scena mi sento veramente Che è molto molto simile a un simile, sì, jazzista, è sì. Sì, sì, in piccolina, effetti è sì. molto like-minded se non sei un jazzista, no? E secondo anche per la libertà espressiva. Devo dire che ci sono pochi generi come techno e jazz che effettivamente su quel hanno
strutture ritmiche molto aperte in cui puoi inserire davvero tanto, cose che invece non puoi trovare nella dubstep, nella dub o nel reggae perché a parte quelle influenze di blues, steady o La rock, batteria comunque la non... ritmica è quella, certo, diciamo, certo, certo. per questioni proprio di Beh, nella stile. drum and bass però invece Nella drum puoi and bass abbiamo variare già più molto di più. influenze, sì. Allora, abbiamo detto, adesso drum and bass o funk. Beh, drum and bass, Drum- sì, sì, sì. E anche qua molto spesso troviamo Sì, una certo, certa voglia. comunanza di Certo, ma ora intenti. arriviamo alle cose peggiori, perché Sì, in semifinale abbiamo sì, sì. rock o reggae. Porca miseria, qua. L'altra è peggio, eh. Sono i due stili musicali che mi hanno cresciuto nell'adolescenza, perché comunque sono sempre stato un ascoltatore di grunge, sono cresciuto con i Nirvana, con la scena stoner, Quindi qui no eh, Stone e allo Age, stesso, esatto, e allo stesso tempo anche il comunque anche reggae. con Bob Marley, tutta la Rocksteady, tutta quella roba lì anche della Trojan Records, Minchia, quindi vabbè. proprio i classiconi, sono parte del mio background indissolubile. Però qualcuno deve arrivare in E finale. allora, giusto, farei arrivare in finale. Questa volta, diciamo Per così. questa volta devo Perché, dire che il rock comunque attenzione, continua a rimanere più nei miei ascolti anche adesso. adesso, mentre il reggae leggermente di meno, Diciamo che c'è meno ho. novità forse, non No, lo non è so. che c'è meno novità, è molto dipende dal mio stato d'animo, ecco. Ok, ok. E invece techno drum and bass. Allora qua proprio mi fai del dolore, qua proprio mi vai è come proprio Lo dire, sai, so. no, quella buttata dalla torre, che ne so, Madre Tipo, Teresa di Calcutta o no, padre scegli chi vuoi uccidere il tra i Dalai due Lama, figli. sì, Oppure sì, dico, oppure tra i due tra i figli, due esatto. figli chi vuoi uccidere. Porca miseria, io qua devo dire Per questa che volta, per ripetiamo. questa volta la techno mi sta dando davvero, davvero tanto. Anche in termini di scena musicale trovo davvero apprezzo tanto le persone che sto incontrando lungo il percorso e quindi. E poi ti dico una cosa però, allora, riprendendomi a questo discorso, però prima di dire tra rock o techno, Ah, rimane ancora ovviamente, rock e la techno. finale rock Beh, e no, vabbè, techno. qua devo stare sulla techno, sì. Eccoci qua, la Sì, sì. Tecno vince la terza edizione Sì, del Music Tournament. incredibilmente, Che colpo di scena. colpo di scena, Colpo di no, no, scena. no, non ce li sono Non colpi di... l'avremmo mai immaginato. No, puoi immaginare tutto nel Sardinia Però Music vi dico una cosa, Podcast. effettivamente prima di fare qualsiasi cosa al computer, tutti dicono nel mondo dei producer che prima di di metterti a lavorare, diciamo, devi avere una reference, quindi un pezzo che secondo Certo. te ti può dare in termini tecnici e di ispirazione qualcosa, ma io non ascolto altri pezzi di techno prima di fare techno. Ah, Ascolto quasi sempre quasi sempre qualcos'altro. rock. Ah, quasi sempre Quasi rock. sempre rock, sì. Allora, Quindi, quindi quindi, menzione d'onore al quindi rock menzione comunque. d'onore al rock, Che vogliamo, comunque sì, in sì. finale più Parte menzione importante della d'onore. mia vita, sì. Molto bene, molto Specie bene. il rock anni Quello 90. che te volevo dire prima, che speriamo che non mi sono ridimenticato, quando tra techno e drum and bass, ecco, che la scena drum and bass, in Italia, io sono davvero un cultore, diciamo, tra virgolette, come fruitore Sì. della drum and bass, però in Sardegna c'è sempre stato poco. Io Mm. ricordo appunto al Rajah e a Mhm. Oschiri, Sì. quando la prima volta che cominciavano a fare qualche serata drum and bass, ricordo una serata in cui venne chiamato Ninja Sì. e tu ci hai avuto a che fare con quella cosa lì, no? E diciamo che Aspetta, scusa, allora ti faccio la domanda meglio, perché sennò sì. così è. Quando è arrivata la drum and bass in Sardegna? Allora, in Sardegna non so esattamente quando, ma ti posso sicuramente affermare che in Nord Sardegna, soprattutto al di là di questo piccolo evento, Il scusate, non è piccolo, locale. il Sun and Bass, che non è Ah, un Sun and Bass, assolutamente certo. piccolo, No, ma che no, no. allora non era No, 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 ancora certo. il festival, Che adesso. diciamo, overbooked di oggi, l'ho portata, diciamo, io, nel senso che con la collaborazione di Nanni Tals, che salutiamo, Salutiamo. con Nanni eravamo stati appunto al Sun and Bass e sconvolti da questa cosa abbiamo detto ma perché non riusciamo a provare a tentare di fare sta cosa qui, portare questo genere, non c'è nessuno che lo fa, non c'è questa musica, proviamo. E quindi avevamo avuto la fortuna di entrare in contatto e di avere di fianco a Berchida, paese a soli 8 km, quindi a Oscheri, questo piccolo club
E così abbiamo tentato di fare le prime serate lì e ovviamente uno dei nostri primi, delle nostre prime domande, dei nostri primi cruci fu come facciamo a portare un genere che nessuno Ne conosce e a conosce. farlo apprezzare. E fortunatamente, siccome anni prima, da grandi ascoltatori di una certa musica underground italiana, ascoltavamo giustamente Subsonic, After Hours, Africa Unite, tutta quella roba lì, 99 Posse, e ne potrei citare Ah, voglia te. ah, Ne avevamo, tutta una... ce ne Esatto, sono appunto, Africa United sono ancora, Subsonica esatto, esatto, fortunatamente sono esatto. ancora, E 99 quindi, post sono tornati. esatto, e loro che mettevano molto della dub music e della drum and bass anche nella loro produzione come Subsonica, avevano tra l'altro Ninja, il batterista, che faceva dei DJ set in stile drum and bass. Tra l'altro veniva accompagnato da MC Victor, Victor Sì, sì. Quality, che poi negli anni successivi l'abbiamo visto tornare collaborando con tanti grandi, compreso Sì, Salmo. sì. Quindi ciao Victor. Ciao. Ehm, e, E stavo dicendo e appunto ai tempi del appunto Raja, ai tempi del Rajah voi avete portato Ninja, abbiamo quindi alla portato Ninja, fine, che cazzo, secondo noi era un po' la persona che riusciva a coniugare un po' questi due mondi. Da una parte le persone che non conoscevano quello stile, ma allo stesso tempo avere un nome che che richiamasse le comunque persone che come ascoltavano il attrattiva, Subsonica. sì certo. E funzionò alla grande, Eh sì, ovviamente. io ricordo, dicevo. E quindi, esatto, e quindi da lì abbiamo tentato di creare una stagione con una certa regolarità per poi arrivare all'obiettivo finale che era quello comunque di cercare di chiamare i primi producer sardi del genere, come per esempio Maurs, che adesso si chiama Last Life, che continua a fare grandissima musica, Lui è grandissima drum fortissimo. and bass, pubblica su Samurai Music, che è una delle più belle etichette drum and bass che conosce il genere la Sì, sì. conosce, e Art Experiment, che tra l'altro è uno dei grafici del Sun and Bass, quindi erano le Ah, due ah, persone che diciamo in Sardegna portavano avanti dal punto di vista della produzione. Io all'epoca manco producevo musica, quindi parliamo del figurati. 2012? Guarda, Qualcosa prima, qualcosina qualcosa prima, prima. sì, sì, Quando sì. era? Ninja sarà È stato intorno, è 2009, una roba del genere, se non una roba del ricordo male, genere. adesso sono passati gli anni. Sì, sono passati Però anche quindi perché... aspetta, visto che siamo sempre in questo argomento, quando è che hai scoperto tu la musica elettronica? Ma la musica elettronica l'ho scoperta da Da giovane, giovane? esatto, a Torino. Figlio di emigrati, io sono cresciuto nell'Astigiano e avevo vicino Torino. Mi ricordo che addirittura non ero neanche maggiorenne, si faceva la macchinata con quello che aveva la macchina, Eh si beh. partiva e si andava nei club. E per assurdo io ho conosciuto addirittura prima la techno di Della- tutto quello che poi avrei fatto in Ah seguito. sì? Eh sì, perché a Torino era, soprattutto in quegli anni lì, era diciamo una piccola Berlina, era molto all'avanguardia. E tuttora lo è Tuttora, sì per sì. l'Italia, per lo Sì standard sì, per l'Italia, italiano. certo. Però è così. Però continua ad esserlo e quindi diciamo sono stato svezzato in modo ottimale da una città che aveva tra i migliori club in Italia, proprio per quanto riguarda la musica techno In generale per e la in musica generale per la musica elettronica, elettronica. perché comunque Sono comunque sempre quegli anni in cui se scendevi ai Murazzi trovavi spesso da Giancarlo per formare così in tarda serata gli Africa Unite esatto. ai Subsonica appunto lì ai Murazzi. E quindi capisci che c'era un fermento che sicuramente ha formato il mio background. Ma non solo il tuo, credo, perché comunque l'eredità che ha lasciato quel movimento Chiaro, lì, dal punto di vista musicale, chiaro, sì. tuttora anche in certi artisti come Sì, Cosmo, si sì, rivede, certo, capito? bravo, Si sì, vede che hai sono cresciuti in citato... Sì, quello. sì, sì, sì. Sono assolutamente d'accordo, hanno tracciato la traiettoria per quelli che sarebbero stati 10 anni Poi dopo. certo, mo i Murazzi purtroppo Ricollegandoci a quel discorso iniziale, guarda un po' se non ho ragione a dire quanto l'amministrazione hanno c'entri, perché lì è sbagliato, stato certo. totalmente Distrutto, distrutto ed è stato gentrificato, totalmente causa... La cosa che una mi fa perdita, più una perdita male è che enorme. ci sono certi schieramenti politici che tuttora fanno di una sorta di progressismo o di una sorta di apertura di pensiero il loro cavallo di battaglia, ma anche lì vediamo che Poi diciamo, è nella solo una pratica, forma di marketing per il proprio per consenso, perché poi l'elettorato, vediamo che non certo. cambia nulla No, mai. assolutamente no, non c'è Passano nessuna gli anni, differenza, esatto, non c'è nessuna non c'è differenza, nessuna io sono differenza, d'accordissimo. esatto.
Allora, eccoci qua. Save Your Rattle, The Big Breath. Tra l'altro questo è stato regalato al Sardinia Music Podcast, quindi Sì. Ma è un grazie grande, immenso mille. piacere, ragazzi. Questo qua è il primo disco che ho fatto e devo ringraziare per questo grande traguardo, perché oggigiorno effettivamente fare un vinile per le etichette non è una cosa semplice. C'è un grosso investimento di denaro e non si è mai sicuri, soprattutto nella scena underground, se l'investimento fatto Ripaga poi alla fine. possa ripagare. Rientrare anche Ma grazie a Dio semplicemente. siamo tutte persone che ci credono veramente. Devo ringraziare per questo particolare lavoro la Further Session, che è l'etichetta che io sento più essere casa mia, artisticamente parlando, è l'etichetta che... Ti produce dal... Allora, il primo pezzo uscito su un'etichetta come Save Your Rattle è stato per The God's Planet di Ness, che ringrazio tantissimo, ed è stato proprio la prima release in digitale. E poi Further Session mi ha contattato e anche loro erano un'etichetta agli inizi, quindi è stata una scommessa sul tram, esatto, per il reciproca. tram, esatto, reciproca. E di conseguenza ho fatto un primo EP in digitale per loro, che è andato abbastanza bene, e da lì abbiamo stretto un legame che dura tuttora, un legame molto forte, e quindi mi ha dato la possibilità poi di lavorare su un album intero, quindi 12 tracce, 11 tracce più un remix, di cui 4 sono dentro questo splendido vinile che La vede copertina, anche, esatto, ci tengo tantissimo a dirlo, che come nella copertina di bellissima. quest'altro vinile di cui Prego, parliamo dopo, che è prego. Mauritania. È stata fatta specificatamente da Roberto Cirez, che saluto tantissimo e che non Complimenti. ringrazierò mai abbastanza, che è un artista sardo che fa delle opere eccezionali su palazzi, mezzi a livello internazionale, mezzi di locomozione, insomma di tutto, ha questo specifico stile. E vi consiglio di andare a controllare il suo profilo Instagram, Sì, Roberto Cirez con la I normale. lasciamo il link in E lasciamo il descrizione. link in Sì, sì, descrizione per assolutamente. favore, perché è Quindi veramente invio, un artista da valorizzare, facciamo anch'esso vedere anche. sardo. E ha eseguito sia questa di questo primo album e questo che invece è Mauritania, che è l'ultimo lavoro come EP. Questo è l'EP, sì, Quindi esatto. entrambi sono stati eseguiti da lui e ripeto, non finirò mai abbastanza di ringraziarlo. E questo disco qua è stato, diciamo, il disco che mi ha dato un po' più di visibilità. Un lavoro su cui ho lavorato veramente tanto, più di un anno di lavorazione, e ha visto la luce in questo splendido vinile. E il titolo appunto Allora, qua rispecchia il fatto che... sì, diciamo che per me i titoli sono una questione piuttosto importante, perché noi, non utilizzando nella musica techno testi o spoken words o cantati, a parte salvo rare eccezioni di campioni audio Certo, che anche io certo. utilizzo, veicolo, diciamo, il messaggio non solo con il suono, ma anche e molto spesso con i titoli, che è l'unica parte che una persona leggendo utilizza per dare, diciamo, un contesto. È Esatto, esplicativa comunque. esattamente. E, E questo quindi The Big Breath, The Big Breath, come prima di un anche qua, come tuffo, a me piace fare, ha una doppia chiave di lettura, quindi è in stile allegorico. Da una parte, se vogliamo, è un lavoro che va a sviscerare la parte un po' percettiva della persona. È un lavoro che parla molto delle vibrazioni del mondo, di quello che nel piccolo trovi lo puoi trovare anche nell'immensità dell'universo. Quindi il Big Breath può essere il grande respiro anche di un pianeta, di un ambiente ecologico, di un ecosistema, scusami, ma può anche essere il percorso di vita di una persona, cioè personale. nei titoli un po' qua do delle indicazioni, delle tracce su quello che può essere, come per esempio Canis Pugnax, che erano i cani che adottavano i Sì, soldati sì, sì, romani sì. in epoca romana, cani dotati di estrema intelligenza, e mi piace riferirmi come a una parte un po' wild dell'aspetto umano, no? Quindi partiamo da proprio un inizio, diciamo, embrionale, che è rappresentato da questa traccia ambient di Stella Marea, che si Stella chiama Maria. Stella Marea, per poi arrivare un po' tutto il percorso che ogni persona fa,
anche quello, compreso anche quello nel momento in cui si trova magari ad affrontare, che ne so, una guerra o qualsiasi altra cosa. Infatti ci sono tracce come Rolling Down che nel titolo vogliono un po' andare a spiegare il momento di, diciamo, decadenza della coscienza umana, Della no? coscienza umana, certo. Quindi quando una persona viene arruolata, va in guerra, perde un po' la sua umanità, insomma un senso di disumanizzazione. E ci sono tanti titoli che danno, diciamo, che tracciano un po' questo percorso. Se ti devo fare un parallelismo musicale, il percorso che ho fatto a livello concettuale è lo stesso che hanno fatto i Pink Floyd con quello The Wall. The Wall, The ah, Wall, ok, certo, The certo. Wall con tracce come Empty Spaces, quindi la persona vuota che viene riempita poi di queste sovrastrutture che citavamo all'inizio. Ti direi anche storia di un impiegato di De André a quel punto. Esattamente, lavori di questo tipo. Ovviamente per me questa parte a livello concettuale l'ho voluta esprimere all'interno dei titoli e chiaramente anche a livello musicale, quindi abbiamo una palette di sfumature, di Certo, vabbè, emozioni, di ovvio, vibrazioni ovvio che vengono differenti. espresse poi all'interno del brano, ovvio. Esatto, esatto. Oppure pezzi come Politically Correct, c'è un design particolare in questo pezzo, molto glooming, molto di massa, diciamo, a porre dei quesiti all'ascoltatore su che cosa sia il politicamente corretto e su quanto a volte anche noi cadiamo Certo, per certo, abitudine certo, in questa certo. specie di trappola. Censura a volte. Censura, o addirittura autocensura. Autocensura, E certo. quindi diciamo questo è stato un po' il disco che mi ha fatto affrontare a livello così mio, personale, introspettivo, questa serie di tematiche. Sono molto diverse per esempio dagli altri dischi che hai in mano. Questo è un altro, Mauritania. Sì, questo qua per esempio è uscito invece per la Soria Record, che ringrazio anche loro tantissimo, etichetta norvegese di Oslo. Qua nel titolo vediamo Mauritania perché è una storia che mi ha catturato particolarmente. Proprio stavo lavorando Prego, al... tienilo in mano mentre ne Lo parli teniamo, lo perché... facciamo anche vedere. Eccolo qua. Questo è Scusa. un disco che è stato ispirato principalmente da una storia che ho beccato su YouTube, da uno YouTuber famosissimo, si chiama Progetto Happiness. La storia che mi ha catturato è la storia di questo treno, che è l'unico treno che si trova in Mauritania, che però non è un treno passeggeri. È il più lungo treno merci che esiste al mondo addirittura, che attraversa il deserto per arrivare poi fino al mare per trasportare polvere di ferro dalle miniere. E ovviamente non avendo una linea ferroviaria pubblica, le persone per muoversi in Mauritania per attraversare il deserto a rischio della vita devono attendere questo treno anche per giorni, appunto rischiando la vita, nei punti dove loro pensano possa passare o possa fermarsi il treno durante il suo lungo Pur, tragitto, pur de pur di evitarsi, andare a pensa te. pur di cercare una vita migliore, perché Certo, appunto perché lo spostamento lo se... spostamento, se lo fai soprattutto in questi termini, certo. è per una ragione valida. E quindi mi ha catturato questa storia in modo estremo, perché ritengo anche qua di essere di fronte a uno di quei casi in cui troppo spesso abbiamo di fronte la disumanizzazione più totale e non ce ne rendiamo conto. O comunque, o siamo indifferenti. E siamo indifferenti. Ritengo che di queste storie, io casualmente No, è pieno l'ho il mondo. scoperta su YouTube, ma ritengo che queste storie siano No, no, è purtroppo pieni. pieno il mondo è la storia. Esatto, è la Quindi storia. che non insegna neanche poi alla Esatto. fine. Però devo dire che questa storia mi ha catturato particolarmente perché davvero pensare di poter migliorare la propria condizione umana anche a scapito della propria vita, per me è una cosa che assolutamente andava notata. C'è un altro che è Calasabina. Sì, Calamoresca, calamoresca, scusa, sì, scusa. sì, sì. Perché Calamoresca? Ma calamoresca in quel caso lì è semplicemente parte dei miei trascorsi, fa parte un po' come una cartolina, una foto vecchia che ti apre dei ricordi. È un posto magico che abbiamo qua in Sardegna, è un posto che ho vissuto in un certo periodo della mia vita, che conosco bene e che mi ha regalato tante, tante belle emozioni. Quindi Quindi è relegato, diciamo, più che altro a una parte personale, intima
Ci faresti un sogno, quindi sarebbe, se ti chiedessi un sogno dove vorresti suonare e fare un set, sarebbe Calamoresca? Probabilmente sarebbe da quelle parti, sì. Questo qua invece, l'ultimo disco, non c'è esclusivamente la mia musica, è una various artist, quindi troviamo altri 3 artisti che però per me sono importanti da citare perché sono tra i miei... Tra l'altro in questo Mauritania ci tengo anche a precisare Prego. il remix di Claudio, PRC, perché mi ha dato un grande contributo artistico, perché questo remix è splendido, e poi Claudio, che come ti dicevo Sì, sì. è uno dei maggiori esponenti del genere a livello internazionale e mondiale, mi ha dato la possibilità di avere questo contributo. Io di questo sono estremamente onorato e quindi ci tengo a citarlo. E questo è Vabbè, sempre uscito per Forte credo che anche Session. lui comunque gli abbia fatto davvero tanto piacere, Lo perché comunque spero, l'album lo no, spero, vabbè, lo l'EP spero. è davvero tanta Lo roba. spero. E invece questa è l'ultima uscita, andatevelo a Vivendum. recuperare, è appena uscito, lo potete trovare su tutti gli store, Bandcamp compreso. Lo cito perché anche qua il titolo ha una sorta di messaggio subliminale. Qua il titolo è Psyop e mi riferisco a tutte quelle operazioni psicologiche che vengono utilizzate a livello comunicativo, programmazione neurolinguistica, diciamo che ci friggono un po' il cervello. Ecco, quindi anche qua ci tenevo a dare, Il diciamo, tuo contributo. una piccola traccia su cui riflettere, No, no? ma O guarda, almeno un piccolo, diciamo, indizio su cui andare a cercare una fantomatica risposta. per quanto mi riguarda, cioè, queste cose sono alla base della musica, cioè il generare curiosità e riuscirlo a Esatto, farle con una musica che non esprime però dal punto di vista sì, esatto, narrativo in maniera tangibile qualcosa, per me è esatto, tantissimo, è esatto. E tantissimo. anzi, ti ringrazio adesso subito perché per me è una grandissima occasione il poter spiegare quello che ci sta dietro una traccia, perché molti pensano che chi fa musica da club, quando si mette al computer, produce le cose, diciamo, un po' senza, diciamo, per far ballare la gente, per creare dei suoni fighi, però per quanto mi riguarda personalmente, una delle cose più importanti è davvero il concept che ci sta prima dell'atto creativo, quindi proprio l'intenzione che ci sta quando ti metti a creare qualcosa. Vabbè, da musicista alla E, fine è quello che cioè, dovresti sì, fare, sì, capito? forse, non lo so, per me non è così scontato, quindi ci tengo anche a ringraziarti per avermi Ma dato la che, no, possibilità di grazie poter a te. spiegare alcuni di questi concetti che stanno dietro le mie No, ma tracce. grazie a te. Questi comunque li potete trovare, abbiamo detto, alcuni sono sold out, Allora, Breath è sold out, gli altri ok? sono, a parte l'ultimo che è appena uscito, quindi lo trovate Vivendum, comodamente. certo, Mauritania, è ancora ancora qualche copia disponibile. c'è. Potete seguire su tutte le principali piattaforme Certo, streaming, certo, però certo. se tu hai qualche preferenza, Allora, sicuramente bravo che me lo chiedi, perché se possibile non ascoltare la mia musica o comprare tramite Spotify, fate un favore non solo a me ma anche a voi stessi. esatto, E quindi diciamo che la piattaforma più etica che abbiamo al momento è Bandcamp. ok. Poi molti di questi dischi li trovate comunque nei negozi. Per Sì, ascoltare sicuramente non Bandcamp, vi per consiglio di acquistare... acquistare musica su Spotify, su Apple Esatto. Music o su Amazon, Ma poi diciamo. prendetevi il vinile se potete perché Esatto, rimane mentre quello è in affitto. chiaro, 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 lo consiglio anche perché. Grazie mille. Allora, questi adesso li mettiamo in Grazie a te. sicurezza. Comunque ci siamo Ok. scassati una bottiglia di vino nell'intervista, così. Ma guarda, forse ho fatto male, devo via due. Buonanotte. Il colpo Sì. del fucile, raga, tenetelo. Cioè, Tenetelo perché guarda quello è che da massacro. Se no lo bracconaggio. mettete. Allora, sì, mangiamo un po' di Sì, ricottina. sì, No? un po' di ragazzino. Allora, mentre ci assaggiamo questa ricottina, ricordiamo del Oh, mini momento caseificio, momento ricottina ricottina e miele a Pilvia e miele a col Pilvia, di cui corbezzolo. sono cliente, ci tengo a Beh, c'è dirlo. pure noi, pure noi. Facciamo col corbezzolo un bel po' di ricottina buona. Sì, 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 sì. Eccoci qua. Ricottina di... Mini caseificio Limbara, che non solo fa ricotte, Non fa fa solo yogurt ricotte. squisiti. Yogurt da campionato del mondo, Sì, signori. guarda, lo volevo portare, ma ci siamo mangiati quelli che abbiamo Beh, comprato. immagino. Adesso guarda qua, ci faccio una bella colata di miele a Pilvia, Prego, corbezzolo. Guarda, sembra crema di pistacchio, sembra. eccoci Ma che qua. capolavoro, Silvietto. Dai, butta tutto dentro.
perché comunque qui c'è da dire che in Sardegna non ci manca niente. E qui, visto che non abbiamo parlato del posto, ne approfitto giusto qualche minuto, Sì, che qui siamo a Badu Alvore, sempre a Berchidda. posto splendido, non potete vederlo tutto, ma veramente vi assicuro che è splendido. Vabbè, qualche immagine la mettiamo, mi sa. E qui sarà la prima sede dell'Associazione Sardinia Music Festival, il progetto Sardinia Music Podcast, il Lab a Balvure che uscirà a breve e ne parleremo poi successivamente. Se facessi una domanda in reverse, ti chiedessi a te da dove è nata l'esigenza del Sardinia Podcast, Music Podcast, Ok. faccio una stronzata No, oppure... no. Semplicemente a noi ci piace parlare di musica, no? Noi ci abbiamo sempre avuto, noi del Sardinia Music Festival, l'esigenza di voler, come parlavamo prima, tornare e creare qualcosa in Sardegna come c'era quando eravamo giovani noi, perché quando avevamo noi 15-16 anni qualcosa ancora in Sardegna dal punto di vista musicale c'era. C'erano alcune scene musicali prevalenti, che un po' del reggae, un po' del punk rock, un po' del punk hardcore, che a noi ci hanno salvato. Perché molto spesso erano magari serate gratuite o che costavano molto poco, o al Devil Kiss o a Sassari, ad Alghero, e quindi a noi ci dava la possibilità di scoprire il mondo, scoprire la musica senza dover per forza avere il contante sonante in tasca. E il Sardinia Music Podcast è semplicemente una derivazione del Sardinia Music Festival, cioè un progetto molto più ampio che vuole creare quello che potrebbe essere un tessuto sociale, artistico, culturale, musicale, in una Sardegna che purtroppo è mal collegata dal punto di vista delle infrastrutture sì. e di conseguenza crea ovviamente isolamento anche tra Sì. paesi. Prima parlavi appunto del sud Sardegna, del nord Sardegna, voi avete Quanta portato differenza c'è? No, più che altro tu hai detto io posso parlarti del nord Sì, Sardegna. esatto. Perché? Perché purtroppo siamo estremamente male collegati Sì, col sì. sud, quindi il nord Sardegna è una realtà quasi a parte in confronto a Sì. Cagliari, in confronto al centro e in generale le coste variano, siamo pochissimo collegati e noi Certo. vorremmo appunto cercare di aumentare questi collegamenti e grazie soprattutto al fatto che ormai con i social, con certi strumenti, puoi collegarti e rimanere in contatto e fare degli scambi senza per forza stare a aspettare Trenitalia. Mamma mia, mamma mia. Che anche lì sarebbe da parlare appunto per gli spostamenti. Vabbè. C'è qualcosa da raccontare riguardo spostarsi dalla Sardegna o tu sei andato appunto recentemente? Perdere aerei sono gli Ah aneddoti sì? più Ne hai persi favolosi. molti? No, molti no, però per esempio in Albania, cos'era l'anno scorso, siamo arrivati all'aeroporto e questo aereo non apriva mai le porte, quindi sono iniziato ad arrivare insomma 2 ore prima del volo, 1 ora e mezza prima del volo, 1 ora prima del volo, sta roba non si apriva, non c'era nessuno che Spiegasse. trafficava all'interno dell'aeromobile, niente, zero. Alla fine poi ci è diventato chiaro che quell'aereo non sarebbe mai partito. Perché? Non lo sappiamo ancora, Ah, in però realtà non lo sicuramente non sappiamo. c'era l'aereo. Non lo sappiamo, però l'aereo è rimasto lì fermo e io sono rimasto bloccato a Tirana. Poi ovviamente venendo dalla Sardegna c'è sempre una Lo scalo, coincidenza. certo. Quindi perso quello, ho perso anche lo scalo. E quindi cosa è successo? Che mi sono avvicinato per chiedere informazioni al gate e insomma ho chiesto un attimino quale fosse la situazione e c'erano 2 signori sardi, 2 ragazzi sardi che hanno sentito che comunque ero italiano e niente, mi hanno chiesto guarda, siccome non parliamo inglese, sai dirci Che com'è la cazzo sta? situazione? Ho detto, guarda, qua non parte niente, 0-0. Insomma, in poche parole abbiamo fatto comunella con questi signori della Sardegna, una volta che poi hanno scoperto che anch'io ero sardo, abbiamo insomma cercato di fare manforte. Gruppo comune, Esatto, e siamo arrivati a Roma praticamente diverse ore più tardi, veramente un'infinità di ore più tardi. E quindi avendo perso il volo per la Sardegna,
siamo arrivati a Fiumicino non trovando un altro volo per la Sardegna, quindi abbiamo preso un BlaBlaCar, siamo andati a Civitavecchia, abbiamo preso la nave. In Trevero. In tre, esatto. Grandi sardi che Quindi- comunque fanno unione. Che ve lo devo dire a fare quando c'è... Meno male che c'erano due sardi. Esatto, esattamente, siamo riusciti a tornare a casa sani e salvi solo 48 ore più tardi. Esatto. Questo è stata Una cosa sì. normale, cioè, può capitare Sì, spesso. ti racconterei questa perché è una delle cose che mi ha divertito di più, soprattutto perché incontrare due persone sarde. Di dove erano? Erano di vicino a Olbia. Ah, quindi, ok, sì, quindi... sì, vicino a Olbia. Un'altra domanda invece è, visto che siamo a Berchidda, relativa al timing jazz, Sì? che noi comunque siamo cresciuti bene o male Sì, col certo. timing jazz in Sì, paese, chiaro. e quest'anno viene Trent Moller. Trent sì. Moller. Sì, ma grande sorpresa. Grande sorpresa, Sì, chiaro. però comunque com'è la scena musicale dal punto di vista dell'elettronica a Berchidda? A Berchidda? In generale, comunque, se il timing jazz ti porta a Trent Moller, comunque penso che diciamo che comunque a Berchidda la musica elettronica va molto, no? Allora, a Berchidda la musica elettronica va molto, non lo so. Ok, però ci sono tanti esponenti. Non lo so, te lo dico perché non lo so, perché ci sono alcuni giovani che fanno DJing e anche altri che stanno approcciando alla produzione. Però penso che sia ancora un po' acerba la situazione per poter dare, diciamo, un giudizio Certo. più obiettivo. Però più voi, oggettivo. quando si parlava appunto del Raja, della drum and bass, avete lasciato un'impronta. Sì, l'abbiamo lasciato un'impronta. Allora, qua c'è una tradizione comunque anche di party all'aperto, estivi, tra Esatto, amici, no? esatto. C'è una nicchia di persone che comunque segue il filone elettronico, però è molto dispersivo. Certo, quello sì. Se ti devo dire, per esempio, le persone di cui tu parli magari sono più indirizzate, orientate verso un certo tipo di techno, Certo. io verso un altro, e ci sono ho visto molti ragazzi nuovi che si stanno magari approcciando tech house, la house, che è un po' anche uno dei primi step che si fa. Prima di... Prima di cercare di trovare qualcosa di un po' più selettivo, se vogliamo. Molti diciamo affrontano anche diverse sfumature della musica elettronica prima di trovare la propria nicchia di appartenenza. Minchia, è talmente ovvio. tanto ampia Esatto, alla fine che esatto. come tu dici, Esatto. quando abbiamo fatto il Music Tournament si è Esatto. vista la difficoltà Esatto. nel dover scegliere Esatto. comunque. Ci sono anche alcuni DJ qua a Berchidda, vabbè, cito per esempio Gabriele Crasta, Renton, perché innanzitutto è un DJ dalle altissime qualità tecniche Assolutamente. e dal grandissimo gusto musicale. Anzi, promoter club, chiamatelo in Sardegna. Se vogliamo, molte delle skill di mixaggio che ho oggi le devo anche a lui, che è Gabriele. addirittura una persona più giovane di me. Te lo voglio citare proprio perché secondo me è una persona, un artista dalle underrated, ok? E in realtà però invece è di spessore, davvero di spessore. Assolutamente di spessore e Culturale, tra l'altro, musicale, ha dato umano. anche un ottimo slancio a livello di impulso artistico anche ai ragazzi più giovani, Certo, certo. che spesso e volentieri fanno magari le prime serate nei bar facendo proprio quel famoso errore di dover andare a mettere musica che magari Non gli piace manco a non loro. gli piace manco a loro, però alla gente piace quello. Si dice così, no? Quindi sicuramente avere persone come lui in paese È tantissimo. un valore aggiunto di notevole. Come te, come lui, Certo, come tanti certo, artisti certo, che ci stanno a certo, Berchidda, certo. a Oschiri, a Anzi, Tula, a guarda, Telti, spero, Monti. sono piuttosto focalizzato su me stesso in questi ultimi periodi per cercare di concretizzare, però appena avrò la possibilità di poter, diciamo, condividere magari la mia esperienza che sto acquisendo e che pian piano sto acquisendo lungo il mio percorso, sicuramente uno dei miei primi, diciamo, uno dei prossimi obiettivi sarà quello comunque di cercare di coinvolgere Il più tramite possibile. corsi, tramite attività di questo tipo, magari anche grazie a una collaborazione con voi, visto che Esatto. avete questi Sì, spazi sì, assolutamente, che piano piano stanno assolutamente. crescendo. È quello l'obiettivo alla fine, cioè Esatto, persone che esatto. portano la propria esperienza Esatto. e siano di esempio, di Esatto, stimolo, esatto.
come è successo a noi. E quindi per chi vorrebbe iniziare musica elettronica, Save Your Rattle, che cosa direbbe? Ma Cosa gli assolutamente di consiglierebbe? farlo, perché innanzitutto è possibilissimo farlo con poca spesa, perché oggigiorno La tecnologia ti non abbiamo più permette. l'esigenza di avere grandi studi Certo, analogici, banchi mixer, certo. compressori da 4.000 euro. Pensa io c'ho un Tractor, ad Ma va esempio, benissimo che mi così. fa, sì, È per la divertirmi, grande. Per chi capito? vuole fare produzione, un buon computer, una scheda audio, due buoni monitor e tanta passione. Certo, Per chi vuole fare DJ, direi che c'è l'imbarazzo della scelta. certo, certo. È tornato in auge il vinile, quindi si può, e consiglio di farlo sicuramente, di provare ad approcciare con un strumento fisico, qual è il vinile, e poi di provare a fare live set, DJ set Praticare, di tutti i tempi, praticare. esatto, sì, sì, di tutti i tipi. Questa è la cosa, quindi consiglio assolutamente di poterlo fare, anche perché la musica elettronica non è solo techno, non è solo drum and bass, è anche È di cinematica per tutto. fare cinema, scores, puoi fare il sound designer per appunto prodotti commerciali, c'è un mondo dietro che è infinito, quindi consiglio sia a chi ha più una predisposizione umanista artistica, quindi ma sia chi anche ha voglia di lavorare nell'ambiente musicale in termini magari più commerciali. C'è molta possibilità, ci sono corsi di formazione validi, ci sono mille possibilità, ripeto, Studiare, alla e fine anche studiare, quello. sì, sì. Allora, Non sperimentare, c'è più studiare. bisogno di avere decine e decine di migliaia di Di euro euro per per farlo, avere certo. equipment, quindi. E infatti il mercato è anche saturo da certi punti di Beh, vista. chiaramente pro e contro di questa Certo, certo. situazione E abbiamo. invece, visto che stiamo parlando anche lì un po' tra tecnologia e Mm, filosofia, tra mm. virgolette, per te conta di più l'istinto o il metodo quando vai a fare musica, quando vai a creare e produrre musica? Beh, direi che da autodidatta quale sono stato io sempre, l'istinto sicuramente. Prediligi? No, non lo Ah, prediligo, no, ok. però ci vuole, come diciamo, come strumento per ascoltare se stessi e quindi anche per capire un po' qual è la cosa che vuoi fare a livello artistico. Però chiaramente hai bisogno che questa cosa suoni bene, quindi Certo. chiaramente Il l'applicazione metodo. tecnica ci deve essere, Come dicevamo prima, studio. bisogna studiare, bisogna soprattutto sperimentare e provare, perché comunque nella musica anche a livello tecnico non esistono proprio delle regole precise, perché ne so, per ottenere un buon mix, un buon master. No, certo. Ci sono tanti metodi, però sicuramente la parte tecnica, un pezzo che suona bene sicuramente lo godi di più di uno che Certo, suona male. certo, certo. E invece per quanto riguarda le performance di cui tu sei più orgoglioso, una performance che tu Ah, ti... l'ultima, guarda, l'ultima, Dove? senza andare A lontano. Siviglia, quindi che... Sì, l'ultima 2 settimane fa a Siviglia, è stato molto bello. Loro hanno come policy quella di non fare né foto né video. che eh, condividiamo. che sì, si Noi può. del Sardinia Music Podcast Sì, sì, è una cosa molto condividiamo. condivisibile, perché devo ammettere che effettivamente la differenza tra un pubblico che sta più tempo davanti allo schermo del cellulare, che quindi gode della serata o della performance artistica attraverso uno schermo, è decisamente diversa rispetto a un posto in cui tu sei concentrato su quello che sta accadendo lì. Certo, È un po' un deterrente per l'attenzione, ecco, no? esatto. Ti Per scollega. riportare, esatto, bravo, proprio per riportare un po' quell'attenzione che si aveva qualche tempo prima, Che basta qualche tempo vedere fa. qualche video di 20 anni fa in un Esatto. E club. paradossalmente la gente è molto più contenta, Certo, perché è vive delle situazioni vere, più vere, esatto. autentiche, Esatto, presenti, esatto, presenti, esatto, perché si nota, se io adesso prendo un cellulare in mano, la verità, esatto. se lo fai tu, ecco, io percepisco un distaccamento Ma per dal forza, tu momento. anche quel momento che, soprattutto quando sei in una serata in cui tutto è, diciamo, scorre attraverso il flow È del DJ, collegato, no? E è anche certo che è è collegato, capito, anche solo quell'attimo di pausa per prendere il telefono, fare il video, ti scollega, ti per scollega e quanto mi cambia la riguarda. tua, diciamo, vibes
il tuo coinvolgimento. Ma poi siamo persone, siamo esseri umani, di conseguenza se lo fa uno, lo fanno in Chiaro, tanti, si chiaro, sente, chiaro, si ed sente, si effettivamente il sente. risultato alla fine si nota. Quindi sono stato estremamente contento della mia performance, Certo, ero molto a mio agio, quindi ho potuto godere. magari cioè, è dipeso anche da quello. Può darsi, e però allo stesso tempo appunto sono stato molto contento di vedere che la gente era partecipativa a un livello, a un next step, no? Un livello successivo. Che poi in realtà appunto è un livello precedente, no? Che poi esatto, è un È un ritorno ai ritorno livelli alle origini, come i precedenti, sì, vinili, sì, sì, cioè esatto, che sono esatto, andati per anni, esatto, negli anni esatto, 2000 non trovavi un vinile, manco a esatto, esatto, cercarlo, e e adesso adesso da su, 2010-2015 piano capito, tipo piano, Sorrisi e Canzoni con l'uscita, capito? c'è il vinile Ma di. quello è anche magari appunto il ciclo della nostra Sì, società chiaro, chiaro, che è costretto molto spesso a riprodurre. Questo chiaro, lo sto vedendo con la musica, ad esempio, sì, sì, che è sì, un argomento adesso se aprissimo è enorme, sì, sui esatto, revival, cioè che uff, ormai sembra che sì, sì, fra un po' ci sarà il revival di nuovo sì, sì, della sì. drum and bass, della Cosa che vediamo anche dubstep. nel cinema, quindi Esatto. vediamo. E adesso, visto che ci siamo, guarda, una bella domanda che avrei voluto farti è questa: colonne sonore preferite? Madonna santa, colonna Dai, sonora preferita. tre colonne sonore preferite. Porca mignotta. Lo so, queste sono domande. Tre ne vuoi No, vabbè, addirittura. tre Ma allora, per non farti sceglierne una. non ne metto una in particolare, dico Hans Zimmer sicuramente lo Ok, dobbiamo mettere dentro ok. perché comunque Qualcosa in è un particolare? maestro dell'emozione a livello, sa come muovere l'emozione a livello musicale all'interno di una colonna sonora. E qualcosa in particolare? E Perché, ce ne cioè, sono state davvero diverse perché tante. poi ci sono quelle colonne sonore originali, ma ci sono anche quelle che Che fanno poi sono tipo che ne so, mischiate, un sì. Trainspotting che ti fa una Sì, selezione certo. incredibile di pezzi Io incredibili. però devi dirmene, capito, considerando il tutto, eh. Cioè ci sta pure la Guarda, allora selezione da ti paura. posso mettere, sicuramente è come quando mi dici dimmi i tuoi tre pezzi preferiti che ti blocchi, no? Sì, O i tuoi certo, tre sì, sì. quindi non saprei esattamente, posso dirti i primi tre che mi vengono in mente, che è Vai, la che è la cosa. maggiore, sì, sì, la cosa Direi che migliore. sicuramente mi piace quasi tutto quello che trovo all'interno di Tarantino, quindi quel tipo di colonna Ci sonora credo, lì, funky, ci credo. soul, molto così. Mi piace comunque anche le cose all'Interstellar, quindi nel cinema di Nolan mi Cioè, piacciono quasi tutte le colonne ci sonore credo. che mette Nolan nei film, Vabbè, quindi sia Tenet, Interstellar, ma quasi tutte le opere di Christopher Nolan mi piacciono molto dal punto di vista sonoro. non hai nominato Ennio Morricone. No, allora, Ennio Morricone non lo posso nominare perché dovrei anche nominare, cioè lì entri proprio sotto un altro punto. È in assoluto uno dei miei preferiti, forse il mio Ok, preferito in ok. assoluto. Il miglior artista tecno italiano? Italiano? Sempre sardo? Penso di sì. Penso di sì. Qua è dura, però penso che sì, sì, credo che Claudio per me sia nel complesso l'artista che preferisco sia per sensibilità artistica che come performa, proprio a Vabbè, sì, livello. tutto Sì, sì, tondo. a livello complessivo credo che sì, Tu giudichi, nella mia ovviamente, scena, sì. questa è un'altra domanda, tu giudichi gli artisti al completo, ovviamente, cioè Beh, non sì. solo dalla parte performativa e artistica, ma anche dal lato Beh, umano. certo, E non certo. tutti, non tutti. Se ho la possibilità di avere, Certo, certo. diciamo, di far conoscenza in modo un attimino più profondo, sicuramente è un fattore che è determinante. In Italia comunque abbiamo veramente, nella mia scena abbiamo dei nomi veramente buoni, quindi potrei dire Claudio, ma come potrei dire Tanti veramente altri. tantissimi E altri. invece una domanda che sto facendo spesso è quella del miglior artista sardo in generale, nella storia. Nella storia? Nella storia. Io Ah, beh, nella storia a livello musicale, vabbè, non potrei non citare comunque Paolo Fresu, chiaramente, però voglio essere, diciamo, più moderno e credo che Io sono un cane con Daniela Pes, entrambi siano, diciamo, un'eccellenza, un'eccellenza di notevole spessore. nonostante appunto siano entrambi abbastanza giovani, cioè Sì, Daniela sì, è sì, 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 giovanissima, sì. e poi Sarà anche per entrambi questa diversi. vicinanza di Io sono un cane coi E beh, Verdena, che è certo. una delle mie band preferite, sarà anche per quello.
però vedo che dietro c'è veramente anche lì, come dicevamo prima, c'è un concetto, c'è l'approccio a fare musica con un senso umano, etico, si fa musica perché si vuole fare musica, non Esatto. pensare al dopo. Quello che io sempre appunto ritengo fondamentale per un artista, cioè se Sì, tu sì, sì, vuoi, io ho sentito molti dire, anche giovani soprattutto, sì, faccio musica ma voglio anche guadagnare. certo. Però fare musica e guadagnare per quanto mi riguarda non possono andare. Molto difficile, Capito? molto Più che difficile. altro se tu fai musica per guadagnare, non ti esce per No, quanto mi no. riguarda qualcosa Direi di che autentico. al massimo che un artista magari underground possa aspirare in termini economici è di avere una giusta posizione dignitosa Esatto, che sarebbe, e cioè, che basta, poi in cioè. realtà è solo in Italia che non si riesce Sì, a a identificare, parte perché un quello. musicista, cioè, tra insegnamento o comunque quindi, cioè, tramandare quello Certo. che sono le sue conoscenze, oltre alle performance, quindi le esibizioni, in altri posti riesce tranquillamente a ritagliarsi il proprio spazio. Sì, 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 In Italia esatto. nel È 2025 non difficilotto. solo ormai, cioè, prima si diceva fai musica, sì, ok, qual è il tuo vero Sì, lavoro? esatto, Adesso in esatto. Italia è praticamente scontata Sì, questa sì, 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 è cosa, scontata cioè assolutamente. non c'è neanche più la No, no, ma battuta, anche tra i capito? familiari non c'è Non mai stato puoi il minimo dirlo, dubbio, cioè non puoi dirlo, Sì, faccio sì, sì, musica per sì, sì, lavorare, sì. perché o sei affermato Sì, e di sì. conseguenza qui ok, Sì, sì. lo è. Per alcuni sono comunque Sì, disoccupati. esatto, è una Niente da cosa fare. vergognosa, però secondo me appunto nel momento stesso in cui ci siamo, nel 2025, piano piano, certi valori stanno ritornando ad essere Ma estremamente non può che essere importanti. altrimenti, non può che essere altrimenti perché credo che a un certo punto l'essere umano proprio ricerchi una certa profondità. Come dicevamo prima, scusa, quando uno torna anche in Sardegna perché non riesce più a stare in un centro Capisci? urbano, che non è questione che sia Roma, Milano, No, no, ma Berlino, poi è proprio non c'è questione differenza proprio. esatto tra Roma, Ormai Berlino e non più, ormai Milano, non più, non non c'è. più, non più. C'è un Sono tutte vivere uguali, esatto, sono esatto, tutte esatto. uguali e ti ritrovi con gli stessi negozi, con le stesse Esatto, attività. esatto, c'è Vai a un'omologazione. Trastevere e alla Bravo, fine bravo, non trovi un romano, bravo, non trovi un bravo. romano. Vai Anche perché credo che l'imposizione dell'omologazione sia una forma di Certo, controllo talmente esatto. potente che E effettivamente a qualcuno interessa. la regia si lamenta perché c'è un cane che sta abbaiando, Perché ma prima hanno sparato, mo sono arrivati i cani da casa. a questo ci Va salutiamo. benissimo. Antonè, è stato davvero un grandissimo piacere, ci saranno altre Ma occasioni figurati, è un piacere tutto mio, guarda, perché ci davvero. sarebbero tanti argomenti da Sì, siamo andati un sciorinare. attimino in propulsione, siamo andati un Ma attimino a ci sarebbe tiro. tanto da dire, soprattutto se volete ascoltare Save Your Rattle, come abbiamo detto, Bandcamp è, La diciamo, prediletta, la sì, sì, sì. prediletta e soprattutto comprate i vinili, le cose fisiche che vanno direttamente agli artisti, vi rimangono ed è un'altra cosa, non è qualcosa in affitto. Sopportate gli eterni disoccupati. E con questo ci lasciamo, Sardinia Music Podcast. Cat, cat, Aspetta, cat. parliamo di altro, ti faccio forgiare vino. Fammi forgiare il vino. Sardinia Music Podcast, terza puntata, questo è il quarto tentativo se mi sta riuscendo. Save Your Rattle, grazie mille. Grazie a voi, è stato veramente un piacere, speriamo di rivederci presto e buone cose per il futuro. Grazie mille. Altrettanto. Un saluto a tutti gli amici del Sardinia Music Podcast da Save Your Rattle. Supportate i buoni e nuovi progetti che l'isola offre e iscrivetevi al canale. Ciao!